Terza giornata di ritorno, Serie B, Girone B, ben ritrovati da Belbotea Arena con il vostro Stefano Testoni con le immagini di Futsal Veneto TV. Entrano in campo le squadre del Team Giorgione, padrone di casa seconda in classifica, che oggi ospita il Verona, quinto in graduatoria. Gioco di luci in mezzo al campo, si accendono i riflettori, la Belbotea Arena si fa bella per assistere anche quest'oggi ad una nuova entusiasmante sfida a rimbalzo controllato. A dirigere l'incontro il signor Marco Amatucci di Milano, coadiuvato dal secondo arbitro Salvatore Ciriolo di Novara. Alla crono, buon compleanno di qualche giorno fa per il vicentino Valerio Nori. I due capitani Fantasia e Tilal Ayub a decidere chi andrà a battere il primo calcio d'avvio, l'applauso meritato. Andiamo a leggere le formazioni con il Verona, allenato da mister Carlos Giorgio, forte il quinto posto in classifica con 19 punti, che schiera con il numero 1 Di Fazio, 2 Garbuio, 4 Dalla Valle, 5 Bicaio, 6 Menegazzo, 7 Gagliano, 8 il capitano Riccardo Fantasia con il 10 Gazzi, con l'11 Donin, 17 Campanile, 18 Cavazza con il 19 Tozzi. Mister Alemao invece per il Team Giorgione vuole riscattare la sconfitta di misura della scorsa settimana, 4-3 in casa della super capolista Bissuola. Schiera quest'oggi con il numero 1 Bianchi, con il 2 Stefani, con il 3 Muffadalla, 5 Perozzo, 7 Rosca, 8 Bonna, con il 9 Esordio qui alla Belbotea Arena per Simone Cachero, con il 10 Capitan Tilal Ayub, 11 De Generi, 12 Cecchin, 19 Leo Senna, con il 20 Alberto Celona. Ancora indisponibile Andrea Bastini, non al meglio, sta lavorando sotto traccia per recuperare. Chissà se la prossima settimana nella trasferta in casa del New Team Lignano sarà nuovamente tra i pali a difendere la porta Team Giorgione. Il Verona che intanto manda Di Fazio tra i pali nel quintetto di partenza. Dalla parte opposta c'è invece il giovane Alessandro Bianchi nel quintetto di partenza con Muffadalla, Leo Senna, con il numero 7 Rosca e Stefani. Dalla parte opposta appunto Di Fazio tra i pali, poi con la maglia numero 10 Abelvaide Gazzi, 16 gol per lui, con l'8 il capitano Riccardo Fantasia, con il 6 Brian Menegazzo a comporre poi assieme a Maxim Gagliano il quartetto di movimento della formazione di Carlos Giorgio. 6 vittorie, un pareggio, 6 sconfitte, ovviamente migliore il ruolino di Manchester Team Giorgione, che ha conquistato 9 vittorie, un pareggio, 3 sconfitte, 2 subite con il Bissola e una con il Futsal Marco Polo. Anche il Verona vuole riscattare la sconfitta della scorsa settimana, intanto pronto il signor Amatucci di Milano a dare via a questi primi 20 minuti dove capiremo molto di quello che sarà l'evolversi della partita, una partita che vede il Verona subito cercare di andare a pressare il portatore di palla con Leo Senna, fermato con una scivolata pulita dall'intervento di Gazzi. Non cade nel migliore dei modi Leo Senna, che ha subito messo una mano alla schiena, intervento rude, violento ma ovviamente sportivo, palla piena, quella colpita dal numero 10 Scaligero, per un Verona che insegue il quarto posto in classifica. Leo Senna prolunga per Muffadal, che però non riesce a trattenere in campo, allora sarà rimessa laterale per la squadra veronese, pronto a rimettere in gioco il pallone Menegazzo. Fantasia, Menegazzo, lo scambio ottimo con Fantasia, che viene però fermato quasi all'altezza della linea di metà campo da Rosca. La rimessa laterale è comunque per la squadra ospite, che torna a far possesso palla dalla propria metà campo. Si muove intanto palla avanti per Gagliano, che cerca di superare Stefani, non ci riesce. Ancora Verona in possesso, giro palla della formazione Scaligera, che riparte da dietro con Menegazzo, si fa vedere Gazzi. Menegazzo però cerca di trasmettere in mezzo, qui bravo Muffadalla a riprendersi il pallone, altrettanto bravo però è Gazzi a riprenderlo per i suoi. Gagliano fermato però dall'intervento puntuale di Rosca, voleva la rimessa laterale a suo favore. Bianchi tra i pali, Bianchi che ha esordito proprio 2 settimane fa nella prima di ritorno qui alla Belbotea Arena con una grande prova contro il Ligas Futsal. Qui intanto non riesce il passaggio di Gazzi a Gagliano, i due migliori marcatori, il numero 10 ha già 16 gol all'attivo, 15 invece segnati da Gagliano, per quello che è il settimo attacco del girone. Il miglior attacco ce lo ha il Team Giorgione,
che per subito lì insomma oggi si fregia dei gol di Capitan Tirale Yub, 11 tiri per lui, 9 ne ha messi segni Nicolas Stefani. Intanto pallone scodellato alto, rimessa laterale in attacco per il team di mister Alemao, in piedi, sta dialogando con i suoi ragazzi in panca. Stefani intanto ottimo il pallone messo in mezzo, capisce tutta la difesa della Verona che può ripartire, qui bravo Leo Senna a far perdere il tempo al tentativo di passaggio al numero 7 Gagliano. E vediamo intanto la conclusione di prima con il replay di Andrea Di Giambattista per Futsal Veneto TV. Laterale offensivo per la squadra del Verona. Fantasia a sfilare il pallone, un sinistro arpionato sicuro da Bianchi che muove subito avanti per Rosca, attende Senna a sua sinistra, trasmette a lui il pallone, imbucata avanti per Mufadal che protegge bene la sfera. Mufadal fa ripartire da dietro per Rosca, pressione che ora si alza, quella del Verona. Bravo qui Rosca a capire il movimento di Stefani, ci mette però un parte del corpo il numero 10 Abel Vaide Ghazi. Già battuta la rimessa, intanto lo vedete qui in live, 2 minuti trascorsi, sempre a 0-0 il punteggio alla Belbotea Arena tra Team Giorgione e Verona, terza giornata di campionato nella sfida di andata, netto successo della compagine Pattavina per 7-2. Qui intanto Capitan Fantasia a toccare il pallone in fallo laterale, dunque andrà a stazionare in zona d'attacco la formazione del team. Pronto Roberto Rosca a rimettere in gioco la sfera per Leo Senna, il vantaggio dal mancino di Leo Senna che sbuca all'improvviso sulla corsia sinistra sotto la nostra postazione e va a mettere dentro il gol numero 13 del suo campionato. Rivediamo subito, si allunga il pallone qui, qualche problemino per Gianluigi Di Fazio che si vede arrivare il pallone all'ultimo, l'imbucata sotto le gambe, vantaggio team con un leader silenzioso ma che fa sentire il fisico in campo ed è dotato anche di un gran piede, un mancino davvero prelibato che sblocca il risultato dopo 2 minuti e qualche secondo. Vediamo ora la risposta del Verona con Gagliano che si gira, c'è però il fallo di Stefani proprio davanti agli occhi del signor Amatucci di Milano. Primo intervento falloso della sfida dopo 2 minuti e mezzo. Tanto mister Carlos Giorgio non lo vedete inquadrato ma ha dato indicazione ai suoi per sviluppare questo calcio di punizione, il primo punto di questa sfida. Sul punto di battuta ci sono con il numero 6 Menegazzo, con l'8 Capitan Fantasia. Vedremo se andranno a calciare direttamente dalle parti di Bianchi o a giocare uno schema. Intanto sfila Rosca verso il palo come richiesto dal portiere, giovane portiere Bianchi. Il fischio, Fantasia va, Menegazzo, la giocata parte opposta, capisce tutto quanto, la ripartenza, palla per Leo Senna, Leo Senna, Leo Senna, Leo Senna, Leo Senna, qui bravissimo Di Fazio a metterci la mano, il controblocco del Verona con Menegazzo, la palla dalla parte opposta, bravissimo qui Rosca a fermare il tentativo avversario, poi spara lontano, altra ghiotta occasione. Salutiamo intanto Andrea Bastini qui in tribuna a soffrire per i suoi compagni. Stefani intanto fa sfilare il pallone dietro per Bianchi, ghiotta occasione per il raddoppio in casa team. È stato bravissimo Di Fazio che si è rifatto del gol subito in precedenza. Intanto Di Fazio alza la gambona, va a prendersi il pallone, a manovrare ancora in avanti per Brian Menegazzo, il pallone servitogli da Gagliano. Ci mette una pezza ancora Rosca che mette in fallo laterale che lo stesso Menegazzo batte dietro, non preciso la giocata, non c'è il fallo su Gazzi che aveva eluso l'intervento di Naim Mufadal. E ancora Verona però in un possesso palla nel metacampo Pattavina, proprio palla per Gazzi qui questa volta Rosca non ci casca e poi l'ultimo a toccare è proprio il 10 giallo-blu. Intanto iniziano ad alzarsi i giocatori della panchina del team con Capitan Tilala Ayub e Celona pronti a fare il proprio ingresso in campo. Palla lunga intanto per Stefani che non arpiona, fa alzare
4 uomini anche mister Carlos Giorgio, dunque tra pochi istanti vedremo anche i primi cambi dopo una fase iniziale che vede il team Giorgione essere passato in vantaggio con il sigillo del suo leader Leo Senna. La giocata, ottimo qui Mufadal a evitare l'intervento, Rosca a portare il pallone sul destro, non riesce ad andare a concludere, Rosca ancora lotta con Gazzi che gli prende il pallone, può partire in contropiede allora il Verona, una possibile 3 contro 2, bravo Rosca a recuperare, ma è sontuoso Stefani, una scivolata perfetta a mettere in fallo laterale già battuto per il Verona. 15:50 sul cronometro da giocare in questo corso del primo tempo. Leo Senna recupera ancora un pallone, poi si ferma e se lo porta fuori. Un'occhiataccia e anche un segno a Stefani di avanzare, di seguire l'azione. Verona che non deve commettere l'errore di essere troppo precipitoso, intanto recupera il pallone bene il team Giorgione, palla dietro per Rosca, giro palla verso Leo Senna che lo domestica sul mancino, serve per Bianchi, palla lunga per Mufadal, si alza addirittura Marco Langè dalla sua panchina quasi a rischiare anche uno strappo agli adduttori. Allenatore di lungo corso Marco Langè, legato il suo nome a grandi emozioni in terra veronese. Marco Langè che ora è lì a bordo campo a soffrire con i suoi ragazzi affidati a mister Carlos Giorgio. Palla lunga, viene da pensare a quello che è stato un griffo di tanti anni fa con il trio argentino Carlos Giorgio, Ciano Antonelli, Nicolas Gulizia, tutti oggi allenatori di un certo livello. Carlos Giorgio allena in Serie B, Nicolas Gulizia al Montegrappa in A2 Elite e Ciano Antonelli fresco anche di vittoria nella Supercoppa della Serie A con la sua Feldi Eboli. Qui intanto è stato richiamato mister Carlos Giorgio, aveva utilizzato ovviamente il suo spazio a disposizione per un time out con i suoi giocatori in panchina, pronti i 4 cambi, ci sono Garbuglio, Dalla Valle, Campanile e Tozzi. Attenzione però il tiro con Celona che non trova il tap-in sotto porta. Rivediamo ancora una conclusione, solito mancino di Leo Senna. Eccoli qua i 4 cambi, muove tutto il quartetto di movimento mister Carlos Giorgio. Dalla parte opposta intanto è entrato anche Tilal Ayoub assieme appunto a Celona che poco fa ha avuto subito alla prima occasione una grande ghiotta possibilità di raddoppiare per il team. Palla per Bianchi che la domestica a destra verso Leo Senna, l'imbucata in mezzo per Stefani che non riesce ad andare via, recupera palla bene Tozzi, poi però si allunga il pallone Giuseppe Tozzi, maglia numero 19 per il giocatore veronese, già a segno 5 volte, numeri che ovviamente possiamo trovare sulle pagine dedicate al futsal di tutto campo, futsal nazionale. Per il regionale ovviamente a rivolgersi a c5time.it del mitico Cecchi. Tilal, titolo per Stefani con Leo Senna, gli unici due ad essere ancora in campo ovviamente assieme ai 2 portieri rispetto alle formazioni di partenza. Gli altri 6 giocatori sono tutti cambiati. Leo Senna, minutaggio altissimo per il 19 biancorosso che oggi ha sbloccato la partita con un mancino velenoso. Team ancora da parte da dietro con Stefani. Leo Senna l'imbucata avanti per Celona che viene strattonato da Giorgio Dalla Valle senza fallo. Il signor Ciriolo di Novara indica la rimessa laterale in favore della Verona. Errore, palla per Tilal, il capitano spara alto. Rivediamo sull'errore, bravo qui Tilal a prendersi il pallone, avanzare, poi spararlo troppo alto però. Intanto il tiro, il gran gol da Cineteca di Mattia Campanile, un gol strepitoso che va a togliere le ragnatele dall'incrocio, abituato ad alzare i campanili, questa è una magia, la rivediamo, si alza il pallone e lo gira, ma è fantastico il gol di Mattia Campanile, un gran gol. La partita ancora lunga, 1-1 a 13:50 alla fine, ma questo vuole già prendersi lo scettro di miglior gol di giornata
gran gol, quello del 17. Intanto è entrato Bon che cerca di strappare, Bon fermato, recupera ancora il pallone, si tirano le maglie, non c'è il fallo, si continua. Intanto c'è anche Perozzo in campo. Ora ha cambiato tutto il quartetto, ha cambiato anche Leo Senna e Stefani, mandando in campo appunto il numero 8 Bon e il numero 5 Nicolò Perozzo. Minuti anche il giovane Perozzo, che sta dimostrando allenamento dopo allenamento di avere ovviamente la fiducia di mister Alemao e di poter andare in campo davanti a una Belbotea Arena anche quest'oggi gremita di tifosi, specie nella parte sinistra rispetto alla tribuna dove vi stiamo raccontando con la voce del test le immagini di Andrea Di Giambattista questa terza giornata del girone B cadetto. Bella la palla per Tilal, fermato con il fallo da Gianluca Garbuio, un fallo che costa anche il primo cartellino giallo del match. Primo fallo, partita fin qui corretta, cartellino giallo ineccepibile, non ha protestato, aveva breccato molto bene e in modo forte Capitan Tilal. Punizione, intanto Celona prende una lunga rincorsa, siamo più vicini alla linea di centrocampo che a quella della porta difesa da Gianluigi Di Fazio, che sta disponendo i suoi uomini in barriera dove rimane soltanto Mattia Campanile, autore del gran gol del pari. Celona, il tiro che va a sbattere su un difensore, il numero 2 proprio Garbuio, ammonito poco fa per il fallo precedente. Dunque nulla di fatto, a 13:10 ancora da giocare, 1-1 alla Belbotea Arena con il team che riparte da dietro. Bianchi, lungo per Perozzo, mette giù con il corpo Perozzo, l'imbucata ma il pallone era uscito. Qualche lamentela della panchina biancorossa, gli applausi per Bianchi, ottimo a cercare la corsa del giovane compagno di squadra che aveva lasciato scoperta la fase difensiva, ovviamente con il cambio di un compagno per prendere la posizione avversaria. Palla lunga intanto, fermato Perozzo, laterale per il team con Capitan Tilal che si ferma, batte dietro l'out per Bon, giro palla verso Perozzo, Perozzo cerca di prolungarla per Celona, non è preciso però il 5 biancorosso che concede di fatto una rimessa laterale alla formazione di mister Carlos Giorgio, la squadra veronese che ricordiamo nella gara di andata ha perso in malo modo proprio con il team. 7-2 il finale, palla lunga per Celona che fa sponda con Tilal, fermato dalla scivolata di Garbuio, poi Tilal chiede scusa a Celona che si era aperto, pronto intanto un nuovo cambio tra le file del team, palla dietro per Bon che sfila verso Perozzo, Bon ancora, giro palla per Tilal si allunga, va sul fondo, Tilal, un mancino che si mangia tutta l'area, esce però, lo rivediamo a bordo campo in rimessa dal fondo. Intanto mi sembra di vedere che sia il nuovo arrivato Simone Caccaro, pronto a prendere per la prima volta il suo posto dentro sul parquet della Belbotea Arena. Tanto Di Fazio, il portiere con la maglia numero 1 del Verona, chiama lo schema, la giocata, palla lunga, ottimo intervento, ottimo il pallone per Dalla Valle che viene spinto a terra. Eccolo qua, l'esordio alla Belbotea Arena per Simone Caccaro. Celona richiamato in panchina, riceve comunque i complimenti del suo allenatore per la giocata precedente. Qui intanto una selva di gambe si riprende il pallone il Verona, l'imbucata per Campanile, poi Dalla Valle si allunga il pallone, lo riconcede al team che riparte da dietro. Perozzo, Bon fermato in fallo laterale ancora per la squadra di casa di mister Alemao, già battuto dietro per Perozzo. Tilal Ayub va a prendersi il pallone davanti alla panchina del suo Giorgione, scambia dalla parte opposta per via orizzontale, ancora riceve da Bon, Tilal Ayub va via sulla corsia laterale, Tilal Ayub cerca di andare via in velocità, recupera però Campanile, autore del punto del pari, un pari
che al momento resiste quando manca però ancora una vita, 11:28 al riposo. Tilal sul lato per Perozzo che calcia però addosso dalla Valle, attenzione alla ripartenza, ottima la giocata cercata per Tozzi da parte di Campanile, che ora esce, va a rifiatare, rientra in campo Gagliano, fa il suo esordio anche Alberto Donin con la maglia numero 15, recupera il campo anche Menegazzo, qui bravo in scivolata proprio Tozzi a mettere in fallo laterale, ad evitare che il pallone arrivi dalle parti di Simone Caccaro. Intanto rimette peso, centimetri di esperienza mister Alemao, rimandando dentro al rettangolo di gioco Stefani, che dialoga ora con Tilal. Stefani rischia qui di perdere il controllo del pallone, un possesso che permane proprio il team Giorgione, da rimessa dalla già battuta per Leosenna dalla parte opposta. Leosenna per Stefani che prolunga verso Caccaro, lo spazio di girarsi, un mancino che in due tempi di Fazio, Arpione poi rilancia dalla parte opposta per Gagliano con la tua vista da Stefani, Gagliano cerca di andare via sulla velocità, con la spallata Stefani si riprende il pallone, lo scambio poi con Caccaro che ci mette anche il piedino, non riesce a recapitare, a chiudere il triangolo. Intanto qui vediamo l'azione di prima, il tiro di prima, il mancino del numero 9 biancorosso, laterale Verona. Tozzi al limite di 4 secondi, no, erano superati. Fa ripetere la rimessa laterale il signor Matucci di Milano, che qui ha anche ragione, ha mostrato appunto che è arrivato al 4. Regola di secondi tra l'altro che anche nel calcio inizia a prendere forma. Intanto sono partiti con il portiere che ha 8 secondi, in 8 secondi puoi fumarti anche una sigaretta volendo, cioè una vita. Io ridurrei anche i secondi del calcio. Una volta avevo possibilità di parlare con Joseph Blatter, adesso non è più presidente della FIFA, quindi con Infantino ho molto meno feeling. E tra l'altro c'è anche l'ipotesi di mettere anche i tempi effettivi, soprattutto quando il pallone termina alle spalle del portiere, chissà. Comunque il calcio 5 potrebbe far scuola, tempo effettivo che si usa già in molti sport dove non soltanto c'è la palla ma anche il disco, vedi tipo l'hockey. Laterale team 10:25, torniamo in cronaca diretta per questo primo tempo, terza giornata, palla lunga per Tilal fermato con l'intervento pulito di Brian Menegazzo, qualche protesta, si è subito alzato Tilal, palla per Gagliano, fermato da Stefani in modo tempestivo, si arrabbia il capitano Tilal, l'intervento lo andiamo a rivedere qui, intervento sulla palla forse però da dietro, qui forse l'arrabbiatura di capitano Tilal. Intanto il tiro, la deviazione con il lato B di Leosenna sulla conclusione del collega di numero, soltanto però Giuseppe Tozzi, 5 gol per lui. Leosenna con il momentaneo vantaggio è salito a quota 13 in campionato. Laterale Verona che permane in zona d'attacco con Tozzi che si aggiusta il tiro, poi il pallone sbatte su Bianchi, arriva a Gagliano, rivediamo, grande risposta d'istinto di Bianchi che salva la sua porta su un tocco di Gagliano sotto porta. Ha rischiato qui il team Giorgione, un team Giorgione che resta ancora in fase difensiva, deve fare attenzione all'attacco del Verona. Gagliano lascia lì il pallone, Gagliano sulla giusta sul destro, poi cerca di imbucare, palla recuperata da Tilal che va dietro per Bianchi, non è preciso il pallone di Bianchi, portiere giovane che dovrà sicuramente lavorare molto sull'impostazione del piede. Qui bravo Menegazzo a deludere l'intervento di Tilal, ma poi recupera Leosenna che si prende un fallo laterale perché l'ultimo a toccare il pallone è stato proprio il 6 veronese, costretto a far uscire la sfera dal rettangolo di gioco sulla spinta di Leosenna. Pronto a battere il laterale per Tilal che si era avvicinato, ancora Leosenna prolunga bene per Stefani, 1-2 contro 1, Stefani si ferma, Stefani, la giocata per Caccaro che cadendo all'indietro tocca il pallone con il destro, però non è preciso. Bravissimo qui Stefani a far cadere
far andare a terra il portiere avversario. Ancora un'occasione per il team. Due squadre che non risparmiano giocate offensive, che mettono in serio pericolo le porte dei rispettivi portieri avversari. Qui intanto Bianchi si prende il pallone senza alcuna pressione avversaria, rilancia comodo lì vicino per Leo Senna l'imbucata per Cacro, con il petto muove in mezzo per Stefani che fa ripartire da dietro per Capitan Tilal. Leo Senna ora a superare la linea di metà campo, l'imbucata per Cacro, ancora Cacro si gira, proteste del pubblico, lo rivediamo, qui Cacro era rimasto in piedi e qui il fallo sembrava evidente, si era girato molto bene, non c'è stato intervento sul pallone, non è stato ravvisato però dai direttori di gara che hanno lasciato continuare il gioco. Proteste ovviamente del pubblico di fede biancorossa, mentre rientrano Naim Mufadal, entra anche Matteo De Generi. Primi scampoli di gara per il numero 11 biancorosso, quando mancano 8:27 al gong del primo tempo. Proprio De Generi a toccare uno dei suoi primi palloni di questa sfida. Leo Senna l'imbucato avanti per De Generi che allunga il pallone con la spalla, poi viene fermato in fallo laterale da Brian Menegazzo. Laterale per il team con Matteo De Generi, Justin dietro per Stefani aspetta il movimento dei compagni, serve per De Generi con la suola, tiene vivo il pallone, la parte opposta per Mufadal, poi bravo Stefani di testa a spizzare dietro tra le mani sicure di Bianchi che rimuove verso Leo Senna, la giocata di fino, Leo Senna a spaccare la partita, Leo Senna fermato nel tentativo di tiro passaggio per Naim Mufadal dal recupero di Brian Menegazzo. Questa volta si è corner con De Generi pronto a far ripartire il cronometro dietro per Stefani, l'imbucata per Mufadal, la palla per Senna che domestica dietro per Mufadal, ancora Giorgione in possesso palla nella metà campo veronese. Bene De Generi, qui l'imbucata per Mufadal che arriva al contatto con il pallone sull'uscita non precisa di Di Fazio. Lo rivediamo, non riesce però ad indirizzare la sfera alle spalle proprio del numero 1 veronese che rilancia lungo per Campanile, portato a terra da Stefani senza il fallo. Si sono trattenuti a vicenda le rispettive magliette, il numero 2 biancorosso e il 17 veronese, con Bianchi pronto a giocare, ma regala un pallone a Capitan Fantasia fermato dal recupero di Leo Senna che imbuca avanti per De Generi, la giocata per Leo Senna aspetta il movimento di compagni, Leo Senna per De Generi che va sul fondo, un pallone in mezzo, c'è la deviazione del numero 15 Alberto Donico, ora esce dal campo, rientra Gazzi, corner dalla lunetta del calcio d'angolo sotto la tribuna Belbutea. Leo Senna, il tiro, la deviazione di Riccardo Fantasia con il lato B, rivediamo, si era girato il capitano, ancora corner, altro corner, la scodellata per Leo Senna che mette giù il pallone con la coscia. Leo Senna, De Generi sulla sinistra, punta l'avversario, De Generi va a calciare il pallone, arriva tra le mani, bravo qui De Generi a recuperare ancora il pallone, De Generi la giocata per Mufadal cambia lato, però trova proprio il compagno sulla strada del suo pallone, riparte Gazzi in velocità, Gazzi, il tiro, un rasoterra mancino malefico che esce di poco a lato. Rivediamo la ripartenza veloce del 10 veronese che poi si scambia il 5 con Nicolas Stefani, in segno di grande sportività. Stefani che torna in panca a rifiatare qualche minuto quando mancano 6 minuti e 41 secondi, punteggio fermo sull'1-1, vantaggio di Leo Senna e pareggione, attenzione Perozzo, tiro fuori e il pareggione di Campanile. Rivediamo qua l'occasione intanto per il numero 5 Nicolò Perozzo che fa sfilare il pallone, poi lo calcia ma non trova però i pali della porta difesa di Fazio che rilancia a lungo ancora per Campanile bravo a lottare con Perozzo, poi commette il fallo, chiedeva un fallo precedente sulla marcatura doppia che aveva ricevuto. È inamovibile e irreprensibile il signor Ramatucci di Milano. Intanto Perozzo perde il pallone, Menegazzo il tiro ed è bravo Bianchi sul tiro centrale a metterci la mano. E nel mentre intanto arriva il time out chiesto da mister Carlos Giorgio. Rivediamo intanto qui la bella parata di Bianchi, Carlos Giorgio che ha pronta lì la lavagnetta a portata di mano per spiegare lo schema
che vuole far costruire ai suoi ragazzi. Intanto in grafica puntuale arriva anche lo score 1-1 tra Team Giorgione e Verona Calcio a 5. Come vedete là dietro ai direttori di gara, il tabellone della Belbotea Arena, un punto a testa in fatto di gol, 2 i falli commessi dal Verona, 1 dal Team Giorgione. In uno dei 2 falli veronesi è arrivato anche il giallo, l'unico giallo fin qui estratto dal signor Matucci ai danni di Gianluca Garbuio. Partita corretta, 6-19 da giocare, la Sirena che torna a richiamare in campo le squadre, lo fa con il Verona che avrà a disposizione una rimessa laterale negli ultimi 7-8 metri della metacampo avversaria. C'è Brian Menegazzo pronto a rimettere live, in modalità live, il cronometro. Era dietro per Fantasia. Gazi. Bene, qui Mufadal fermato, poi fa ripartire da De Generi, il pallone che sbatte. Intanto andiamo a vedere anche i risultati dagli altri campi, a tenere con una coda d'occhio qui, bravo Mufadal a prendersi una rimessa laterale in zona d'attacco quando il pallone sembrava perso. Laterale già battuto dietro per De Generi imbucata per Mufadal, giocata per Leo Senna, fermato però nel momento decisivo, riparte il Verona. Gazzi bene a prendersi il pallone, bravissimo De Generi a lottare come un muscolo Big Jim. Qui ancora Verona, il pallone è vivo, Gazzi non trova lo spazio per calciare, serve a destra per Menegazzo, si dispone bene ora sia l'attacco del Verona con la Fantasia che va a calciare dalla distanza. Volevano una trattenuta che c'era stata in precedenza ai componenti della panchina veronese, mi sembra di Mufadal, se non ricordo male, ha rischiato sì il fallo cumulativo ma anche il cartellino giallo, il numero 3 biancorosso, mi sembrava fosse stato proprio Naim. Già 6 gol per lui in campionato, palla scodellata intanto avanti per Celona, protegge bene però Maxime Gagliano che si prende un laterale, anzi no, Gagliano entra ora in campo assieme a Gianluca Garbuio. Errore nella lettura del numero del giocatore Scaligero, che ora si prende la marcatura di Alberto Celona, mentre ci sono dei cambi, rientrano Rosca e Bon per il roster di mister Alemao. Rosca per Senna, l'anticipo di Gazzi pericoloso. La Capitan Fantasia poco fa che aveva cercato di rilanciare lungo, Fantasia che proprio va a marcare Celona con il petto, mette giù il pallone, lo scarica bene dietro per Rosca, si muove Bon, Rosca vuole movimento avanti per Celona, bravo a eludere l'intervento, palla per Rosca che si allunga il pallone, sfera che esce oltre la linea nera che delimita il rettangolo del Belbotea Arena, 4:51, ancora una buona occasione qui per il team di farsi pericoloso dalle parti di Fazio che ora deve fare attenzione, recupera ancora il pallone il team con Leo Senna, ora la imbucata per Gazzi, bravo Bianchi a saltellare, a riprendersi il pallone, rilancia lungo per Celona che viene sbracciato, arriva con qualche secondo di ritardo il fischio falloso contro Fantasia che ora protesta il direttore di gara. Intanto andiamo a rivedere, bravo qui Bianchi a murare praticamente il tentativo, si danno il 5 Fantasia e Celona. Il direttore di gara, il signor Matucci, aveva aspettato che appunto non ci fosse la possibilità di concretizzare un eventuale possesso palla. Celona che era l'ultimo giocatore di movimento in avanti per il Team Giorgione, punizione che può diventare pericolosa e importante sul terzo fallo del Verona. Bravissimo comunque, ritorniamo ad elogiare il numero 1 Alessandro Bianchi che è rimasto lì, non è andato a terra, anzi ha saltellato Leo Senna ad armare il mancino qualche centimetro più avanti rispetto al tiro libero. Leo Senna per Celona che viene fermato, ancora recupera il Team Giorgione, ancora con Leo Senna che viene fermato da Gazzi, quarto fallo, si prende anche il cartellino giallo.
da una possibile ripartenza per la squadra veronese. Rivediamo, recupera bene il team Giorgione, c'è il fallo proprio davanti agli occhi del signor Salvatore Ciriolo di Novara. Quarto fallo, 4:26 da giocare, secondo giallo anche per la squadra scaligera. Dopo Garbuglio tra i cattivi finisce anche il numero 10 Gazzi, miglior marcatore della formazione di mister Carlos Giorgio, che al momento deve ringraziare Mattia Campanile per il golasso che vale il momentaneo pari, mentre si alza Bicaio dalla panca. Punizione, Celona lascia a Leo Senna per Celona ancora murato da Gazzi. Leo Senna gioca, gran giocata di Leo Senna, c'è il quinto fallo Verona. Attenzione, nel giro di pochi secondi ne ha commessi ben 3 la formazione scaligera. Abbiamo forse rivisto il replay, me lo sono perso, stavo vedendo cosa stava succedendo qua sotto. Leo Senna, che giocata, sembrava la foca a Gardaland che giocava con il pallone, e i veronesi hanno dovuto per forza di cosa bloccarlo. Quinto fallo, 4:16, vediamo se sarà l'eventualità di un tiro libero, cosa che durante le Final 8 non abbiamo mai visto. Leo Senna, il tiro dritto per dritto, c'è una deviazione di fantasia. Andiamo subito a rivedere con il replay di Futsal Veneto TV, Andrea Giambattista, che si è subito riproposto il replay della conclusione precedente. Rosca per Leo Senna mette il bis a 4:10, ancora lui, ancora il leader del team Giorgione. La doppietta che porta a quota 14 in campionato e ritrova il vantaggio. Subito a rivedere con il replay. Ottima giocata di Rosca, ancora qui imbucato di Fazio con un mancino rasoterra, marchio di fabbrica del numero 19 Patavino, con il team che ritrova il vantaggio. Telefonato il tiro di Gazzi per Bianchi, Leo Senna l'imbucata in mezzo per Bon, la giocata per Tilal che si allunga il pallone. Grande occasione, ancora Leo Senna ad addomesticare il mancino, bravo Di Fazio a togliere il pallone dalla testa praticamente di Tilal Ayub. Siamo dalla parte opposta, ancora Leo Senna che voleva trovare l'assist per Andrea Di Giambattista. Mi ero già proteso nel parare il pallone che ha toccato però la parte superiore della Belbotea Arena. Attimi di confusione con il Giorgione che si prende un fallo laterale, mentre mister Ale Mao richiama i suoi in panchina. Un vantaggio minimo di un solo gol con la doppietta di Leo Senna, che si prende i complimenti dai compagni di squadra in panca. Un team Giorgione che vuole assolutamente tenersi i 3 punti a casa per continuare la sua cavalcata al secondo posto. Là davanti c'è un Bissuola che la scorsa settimana appunto ha proprio battuto il team Giorgione, un Bissuola che ormai è rilanciato per la Serie A2. Intanto mandiamo un forte saluto, un abbraccione e tanti baci agli amici Bruno ed Ivan, tanti auguri ovviamente a Ivan Chiari, presidente del Montecchio Calcio, che stanno già preparando la trasferta insidiosa alla Piana. L'importante è trovare un bar aperto per il Bianchetto di Rito. Bacioni a tutti ragazzi. Eccoli le rientrate delle squadre in campo. 3:40 da giocare, con il Giorgione che ripartirà da una rimessa laterale a proprio favore. C'è Filippo Bon, scarica dietro per Leo Senna, protagonista MVP fin qui con il suo bis personale. Lo scambio per Rosca, ancora verso Bon, attenzione! Il direttore di gara non ha visto probabilmente questo blocco che poteva essere il quinto fallo. Ha lasciato continuare il signor Amatucci, non era nella miglior posizione per vedere l'eventuale fallo richiesto da mister Ale Mao a gran voce. Il signor Amatucci però ha fatto un gesto eloquente di stare calmo al tecnico biancorosso, che non ha visto niente di falloso. E dunque si continua, 3:15, giro palla per la squadra del Verona
che la perde sul tentativo di rilanciare di Garbuglio, con Bianchi che fa sfilare in fallo laterale la sfera, laterale che Leo Senna è pronto a battere praticamente all'altezza del corner. Palla lunga per Mufadal che con il petto mette giù la sfera, viene però fermato. Attenzione a Gazzi, c'è il fallo, la trattenuta di Bon che costa il secondo fallo per il team Giorgione. Intanto a riposo Leo Senna, rientra Stefani a prendersi cura dell'ultimo avanti veronese. Punizione con Gazzi e mi sembra Giuseppe Tozzi il numero 19 sul punto di battuta. Rincorsa lunghissima di Gazzi, Tilal Ayoub sulla barriera. Gazzi va a trovare un tiro che si perde in area, arriva però tra i piedi di Maxime Gagliano, che rivediamo, non so se era un tiro o un passaggio. Gagliano che ha cercato di scavare ma non ha trovato però la terra giusta per andare a colpire Bianchi, che era praticamente steso a terra. Si salva dunque il Giorgione, un Giorgione che torna in possesso, rilancio lungo dall'out, bravo qui Stefani a recuperare il pallone. Stefani ad addomesticarlo per Bon, che gira la parte opposta per Mufadal, per Tilal Ayoub, scusatemi, il capitano fermato dal pettone di Di Fazio. Lo rivediamo, gran giocata qui di Bon, aveva fatto tutto quanto bene il team Giorgione, bravissimo però Gianluigi Di Fazio. Ancora team, palla per Bianchi, costretto a rilanciare lontano dalle parti del collega Di Fazio, aveva ancora poco meno di un secondo. Palla lunga con Ayoub, Tilal che avanza per Rosca, bravo a rimettere dietro per Stefani, giro palla verso Bon, va via bene Bon, la giocata per Capitan Tilal, Bon, cosa si è mangiato Filippo Bon? Il colpo del 3-1 era praticamente più facile segnarlo che sbagliarlo, occasionissima, gran giocata in ripartenza che andiamo subito a rivedere. Si è trovato il pallone sul sinistro Bon, attenzione alla risposta con Gazzi fermato, ma ancora Tozzi con Cacaro che ci mette il corpo, 1,59 da giocare. Qui forse intervento al limite anche di Cacaro appunto su il numero 10 Gazzi. Finale palpitante con il Verona che vuole il pareggio. Stefani fa ripartire, attenzione, rischia, perde il pallone. C'è stato un fischio, non c'è stato però un fallo. Qualcuno ha perso anche un parastinco. Cosa è successo? La porta che si è spostata. Non abbiamo capito cosa sia successo. Viene richiamato il pallone. No, non ho capito cosa sia successo. La palla adesso di chi è? Se non è mia, non è tua, sarà di Vincenzo. È il terzo che gode, Andrea. Palla per il team, secondo il direttore di gara era il team che aveva il possesso, però team che restituisce il pallone a Di Fazio, che rilancia subito uno della parte opposta. Lotta, attenzione Gazzi, fermato da un sontuoso Stefani. Rosca rischia, attenzione a Rosca, deve fare attenzione, bravo qui Rosca ad uscire bene a prendersi un fallo laterale a 1,33 sulla pressione di Gazzi. Verona che preme sull'acceleratore e vuole spingere nella propria metà campo la formazione di mister Alemao. Rosca lunghissimo direttamente alle spalle di Di Fazio, che addomestica il pallone, lo muove subito, lo rimette in movimento. Tozzi recupera bene qua ancora Stefani, la giocata per Cacaro che non viene però fermata. Qui probabilmente c'era il fallo di Cacaro non ravvisato ai danni di Bicaio. Sembrava evidente, infatti si arrabbia mister Carlos Giorgio, si è alzato anche Marco Langè dalla sua panchina. Ancora un parastinco che si perde. Vediamo se qualcuno deve farsi male, attenzione il tiro e la paratona di Stefani che dice di no a Gazzi. La rivediamo, Stefani oltre a saper segnare e a fare le birre in modo esemplare ci mette anche l'attributo. Penso che sia stato colpito proprio nelle parti basse. Servirebbe un massaggio al buon Stefani. Chissà se anche lui sta pensando all'happy end. Certo non vorrei essere nelle condizioni di Stefani,
che fatica ancora a rialzarsi, proprio ha preso una pallonata, mi sembra proprio laddove il sole non batte. Si rialza intanto Stefani, sicuramente la sua virilità tornerà prepotente tra qualche ora, intanto costretto ad uscire dal campo ovviamente dopo le cure mediche. Palla per il tiro, conclusione di Gianluca Garbuio che esce di poco, rivediamo subito il replay, 62 secondi, rientra intanto Stefani che si automassaggia, c'è dell'erotismo nel calcio a 5. Senna, lungo, la testa di Tozzi, il controbreak per il Hellas, bravo Senna a fermare l'avversario, Senna va a terra, non c'è il fallo, può giocare ancora, Tilal ci mette la punta del piede, ovviamente 48 secondi ancora da giocare e ovviamente non arriverà mai il tiro libero. Qualche problemino, intanto viene fermato il gioco anche per Leo Senna, colpito forse al viso in modo fortuito, una mano all'occhio destro mi sembra, speriamo nulla di grave per il leader Leo Senna che sta decidendo la sfida con 2 gol. Intanto il tempo di riallacciarsi lo scarpino per Leo Senna che discute a distanza con Gazzi, resta in campo comunque il 19 biancorosso, laterale però per il Verona in zona d'attacco, Tozzi fermato da Caccaro che esce bene, vogliono la distanza regolamentare quelli del Verona, distanza che ora viene ravveduta dal direttore di gara, il signor Amatucci. Palla per Tozzi, giro palla verso Gazzi, Gazzi con Leo Senna che va a dare più in il pallone, Caccaro viene fermato da Tozzi che recupera ancora il pallone, Tozzi va via, c'è però il fallo di Capitan Tilal che va subito a chiedere scusa a Tozzi, anche d'esperienza, subito a chiedere scusa per evitare un possibile cartellino giallo che magari ci poteva stare visti i 2 gialli combinati soltanto i giocatori del Verona. Ancora Verona in possesso, palla lunga fermata, poi un rimpallo favorisce con Bianchi che rilancia a sinistra per Tilal, ultime battute di gioco, palla lunga per Caccaro che mette bene giù il pallone per Tilal fermato dal recupero tempestivo importante di Gianluca Garbuio. Vuole chiuderla in avanti la formazione del team con il corner a disposizione per Capitan Tilal Ayub. 17 secondi ancora sul cronometro della Belbotea Arena, la giocata per Stefani, dietro verso Bianchi, non preciso ma arriva comunque il pallone per Caccaro, regalo per Gazzi che guarda anche il cronometro, 6 secondi, il tiro, la deviazione di Stefani, anche l'intelligenza e lo spazio di guardare il cronometro, l'avete visto anche nel pronto replay, poi ci mette una pezza comunque il team Giorgione, gli concede l'ultimo corner, 4 secondi, sarà forse questa probabilmente l'ultima azione offensiva di questa sfida con il team che non ha saputo sfruttare anche il bonus dei falli, palla per Tozzi con Senna che scodella alto il pallone, un pallone che ora ripartirà da un fallo laterale della parte opposta rispetto alla tribuna da cui vi stiamo raccontando questo primo tempo, ormai agli sgoccioli, palla per Garbuio alto, 3 decimi, allora sarà Bianchi con il rinvio da casa sua a decretare la fine di questo primo tempo, palla comoda per Senna che va a puntare dalla parte opposta. Finisce qui allora il primo tempo con il duplice fischio del signor Amatucci di Milano, con il team Giorgione che va al riposo avanti 2-1, la decide la doppietta di Leo Senna, ma gran gol quello di Mattia Campanile che aveva trovato il momentaneo pari. Tra 10 minuti il test con le immagini di Futsal Veneto TV per raccontarvi il secondo tempo di team Giorgione Verona.
Rientrate le squadre in campo, tra poco il via il secondo tempo di Team Giorgione e Verona, 2-1 all'intervallo per la squadra di casa di mister Alemao con i veronesi che ora partiranno dal dischetto del centrocampo per questi secondi 20 minuti che mettono in palio punti importanti. Quella che è la terza giornata di ritorno all'andata vinse il team 7-2. Stefano Testoni con immagini di Futsal Veneto TV pronto a tornare live in telecronaca nella sempre bellissima Belbotea Arena, tanti tifosi anche quest'oggi presenti sulle tribune del palazzetto di Tombolo. Attendiamo il signor Amatucci che dia il via a questa ripresa, lo fa in questo momento, dunque si parte, altri 20 minuti da vivere tutti d'un fiato. Gazzi intanto cerca l'imbucata lunga che viene però fermata da Leo Senna. Leo Senna, ricordiamo, doppietta per lui, autore di entrambi i gol che stanno decidendo al momento per le sorti vincenti del team questa sfida. Un team che vuole riscattarsi dalla sconfitta per 4-3 di sabato scorso con il Bissuola. Anche il Verona reduce dalla sconfitta, un Verona che ha perso 4-1 in casa con la Tesina. Verona che la settimana prossima sarà nuovamente sul campo amico contro l'Eagles Futsal Cividale. Leo Senna di Fazio, poi Stefani cerca di mettere il pallone sul secondo palo. Gran giocata qui di Leo Senna, la rispostona di Fazio. Per il team invece trasferta friulana in casa del New Team Lignano. Bella giocata qui in mezzo, fermata da Leo Senna, il pallone che resta ancora lì per il Verona con Gazzi, murato dall'onnipresente in fase difensiva Nicolas Stefani. Tozzi per Gazzi, ancora Tozzi che cerca di scodellare avanti. Bella la giocata del numero 5 Bicaio per Gazzi, recupera però Leo Senna che aveva un po' la forza di girarsi. Cacaro a terra, c'è il fallo del numero 9 biancorosso, dunque primo fallo, 57 secondi di gioco, subito più intenso questo secondo tempo. Qui bravo Stefani con il corpo a prendersi il pallone, a cercare di scattare via. Sembrava fosse proprio di Stefani l'ultimo tocco. Non contenti di questa decisione del signor Ciriolo di Novara neppure i componenti del tifo veronese. Fatto sta che il Giorgione può ripartire, palla lunga, troppo lunga però di Leo Senna per Capitan Tilal che gli fa segno qualche centimetro in meno già dalla parte opposta con Bicaio. Ha giocato poco qui, buona l'imbucata che però non arriva a Garbuglio, deve fare attenzione a Garbuglio così come Gazzi, entrambi ammoniti nel primo tempo. Bravo qui Tozzi per Gazzi che spara un destro potente a mezza altezza che andiamo subito a rivedere nel replay di Futsal Veneto TV con Andrea Giambattista, che esce di poco. Bianchi comunque era sulle traiettorie del pallone, ha seguito la sfera uscire alle sue spalle oltre il palo lontano. Pronto intanto Celona ad entrare in campo con mister Alemao che cercava di sfruttare al meglio tutti i cambi a disposizione. A panchina lunga quella del team. Bella qua la giocata per Tilal ad aprire per Stefani che forse attende qualche istante di troppo, il pallone gli resta lì, bravo però ancora a recuperare subito, ma bravissimo Gazzi per Garbuglio a lambire il palo coperto da Bianchi. Pericolo per il team, troppo profondo però Bianchi per Leo Senna. Subito a rivedere la giocata e la possibilità del pari di Garbuglio, copriva bene il palo Bianchi, palla che scheggia il legno. Con il Verona dunque dopo 2 minuti che ha sfiorato il pari, una sfida vibrante ed equilibrata che non mancherà certamente di regalare emozioni in questo secondo tempo. Intanto la rimessa è per la squadra ospite di mister Carlos Giorgio che ricordiamo è quinta in classifica, 19 punti, 9 in meno del team Giorgione che invece è secondo alle spalle della super capolista Bissuola con 28 punti all'attivo. 9 vittorie, un pari e 3 sconfitte. Qui Cacaro bene a tenere il pallone, a prendersi un fallo laterale mentre rientra Galliano con la maglia numero 7, laterale per la squadra
di casa, con Garbuio che recupera il pallone, lo serve al capitano Tilal, che tornerà a mettere in movimento il cronometro della Belbotea Arena quando mancano 17 minuti e 37 secondi, lo vedete anche in sovraimpressione sul tabellone al termine del secondo tempo, perdono. Caccaro, va via Caccaro si gira, spara dentro un pallone dove però non c'è nessun compagno a seguire la traiettoria del destro potente di Caccaro. Palla lunga per Gagliano, bene Stefani a fermare l'avversario, recupera però ancora Garbuio per Gagliano verso Gazzi che prolunga il pallone, lo recupera Bianchi che serve subito per Leossenna verso Caccaro, bravissimo Caccaro con il fisico, delude l'intervento avversario, Caccaro ancora avanza, bravo Garbuio a recuperare in scivolata. Qualche problema con lo scarpino, palla per Caccaro, il pallone non è mai entrato in campo, forse no, è rimessa laterale. Ha fatto bene qui il capitano Tilal a battere un out veloce, non ha però trovato il compagno pronto a ricevere il pallone, dunque Verona che può tornare dalle retrovie, però Garbuio pretende troppo. Tilal, scodella per Stefani, il pallone arriva a Stefani, lo mette dalla parte opposta, dove però non possono arrivare né Leossenna né Caccaro. Intanto rientra Menegazzo. Proprio per lui il pallone servitogli da Di Fazio. Intanto Celona rientra sul parquet per dare fiato a Caccaro, proprio Celona con il petto a domestica il pallone che carambola poi su Tilal che lo serve dietro per Leossenna, scodella avanti proprio per Celona braccato dal difensore avversario, Celona, brava la giocata di Celona, Leossenna dalla parte opposta per Stefani che non trova il pallone sotto la sua suola, siamo già dalla parte opposta con Tozzi fermato, Leossenna, la giocata delude l'intervento difensivo, Leossenna cerca di andare via il movimento, poi è bravo a non cadere nel tranello il Menegazzo con Leossenna che gioca subito per Tilal va sul fondo, Tilal fermato con la scivolata da Gazzi. È arrivato un fallo, ma è arrivato dopo che il pallone era uscito dal campo, molto probabilmente, stando almeno da quello che si è potuto evincere qui dalla tribuna stampa della Belbotea Arena. Pronto con il corner Capitan Tilal, dietro per Leossenna per Perozzo che scarica un destro rasoterra che si perde dietro gli stendardi biancorossi della Belbotea Arena. Di Fazio subito a muovere per Tozzi, fermato però da Leossenna. Qui c'era probabilmente il fallo di Gagliano non ravvisato con Bianchi che rilancia lontano direttamente dalle mani di Fazio che poi va a rilanciare lungo ancora capitano Tilal. Celona, la giocata per Tilal salta anche Di Fazio che ha continuato nella sua scivolata però non ha trovato lo specchio di porta, rivediamolo subito, ancora una buona occasione qui per Capitan Tilal, non era assolutamente facile, intanto a rifiatare anche il 10 biancorosso, non era assolutamente facile, la giocata però era di Celona che recupera ancora un pallone, un break, Senna per Celona, Rosca in mezzo il pallone per Celona che praticamente lo toglie da un mancino sicuro di... attenzione dalla parte opposta con Gagliano fermato dal mancino sicuro, stavo finendo il discorso di prima di Leossenna. Ora squadre che si sono aperte in maniera esponenziale dando così spazio a break e contro break continui. Resta comunque ancorato sul 2-1 di partenza di questa ripresa il risultato quella del Belbotea Arena. Corner, attenzione a seguire con Menegazzo per il Verona, scodella dietro per Gazzi mette giù il pallone, lo scarica però contro il corpo di Celone in uscita, bravo qui Rosca ad evitare il tiro avversario, il pallone comunque ancora in possesso del team scaligero con Menegazzo che cerca di andare via, Menegazzo fermato da Perozzo, lo aiuta anche Rosca per Celona dietro ancora verso Rosca, c'è però Menegazzo che mette in fallo laterale, intanto entra anche Bon. Squadra molto giovane quella in campo in questo momento, è entrato anche Bon, lo scambio proprio per Rosca, ancora Bon che si prende un altro fallo laterale, l'ultimo a toccare il pallone prima che lo stesso esca dal rettangolo di gioco della Belbotea Arena è il numero 10 veronese Gazzi, dunque out per il team Giorgione di mister Alemao che fa alzare anche De Generi della panca, non un gran minutaggio per De Generi che però
ha rischiato di sfiorare il gol, intanto Celona, va via Celona, il mancino di punta sul palo coperto da Di Fazio, lo rivediamo subito, un tiro in corsa, bravo qui Di Fazio a coprire bene nella porzione di porta dove era indirizzato il pallone del numero 20 biancorosso. Corner con Pippo Bon, dietro per Perozzo, Rosca, il tiro, il pallone che sbatte lì su Celona, poi Capitan Fantasia con una mezza scivolata spara fuori. Rivediamo subito il replay dell'occasione precedente. Torniamo ora con le immagini in diretta, imbucata non riuscita di Perozzo che poi va a commettere fallo su Gagliano. Si erano scontrati anche intanto qui sotto la nostra postazione Celona e Fantasia, che sono aiutati a rialzarsi a vicenda. Secondo fallo Team Giorgione, non ne ha ancora spesi invece il Verona, che nel primo tempo è arrivato alla soglia dei 5 falli, non ha più commesso alcuna situazione fallosa per evitare dunque il possibile tiro libero. Gazzi per Celona, Menegazzo ci mette il piede, pallone che sarebbe comunque stato per il Verona con la deviazione di Celona. Palla proprio per Celona, con il tacco mette giù, c'è il fallo di Celona che ora si prende il cartellino giallo, terzo fallo. Deve far ripartire il gioco il direttore di gara, ovviamente dopo aver estratto il cartellino giallo. Qui è evidente la trattenuta di Celona che ha allungato in modo vistoso la maglia di Capitan Fantasia. Dunque deve fare attenzione Celona, che si aggiunge ai cattivi Gazzi e Garbuglio, ammoniti nel primo tempo tra le file del Verona. Terza punizione, intanto 14-10 da giocare, manca tantissimo e la situazione falli comincia a farsi pericolosa per la squadra di mister Alemao, che deve fare molta attenzione. Garbuglio intanto, imbucata cercata, poi fa sfilare bene Perozzo eludendo l'intervento di Gagliani. Bianchi lungo per Celona resta in piedi, Celona ancora a girarsi, gli tirano il pantaloncino, c'è comunque deviazione in corner. Entra intanto De Generi proprio al posto di Celona, corner per la squadra di casa. Perozzo dietro per Rosca che arma il destro, bravo Di Fazio a coprire lo specchio di porta, si accontenta di un laterale Bon. Sulla conclusione rivediamo il destro potente di Rosca, era lì vicino Bon, ma è stato molto bravo Di Fazio a respingere fuori il pallone dallo specchio di porta. De Generi pronto a far ripartire il gioco con rimessa laterale davanti gli occhi del signor Ciriolo. Palla ancora dietro per Rosca che la mette sotto lo scarpino, movimento di Rosca, bene Rosca, pallone vivo, il pallone in mezzo per Perozzo, poi arriva Garbuglio che rischia anche di colpire alle spalle del proprio portiere, pallone che arriva tra le mani di Bianchi, subito a cercare il rilancio per Perozzo, braccato però dalla difesa avversaria. Gagliano dentro, il pallone è uscito, non lo trattiene in campo Menegazzo, intanto rientra Campanile, autore del gran gol del momentaneo pari. Laterale con rischio per Stefani nella parte opposta del campo, orizzontale. Stefani va via, Stefani l'imbucata in mezzo, non c'è nessun compagno, c'è però attenta alla difesa. Qui intanto viene fermato Bon, ripartenza Menegazzo, ma è bravissimo Roberto Rosca a metterci la punta del piede in scivolata, concede soltanto il corner alla squadra veronese con Campanile che scarica al volo un destro sporco che rivediamo subito, un destro che si perde lontano dalla porta di Bianchi, pronto entro i 4 secondi a far ripartire il gioco, lungo per Bon, la giocata di Bon che va dietro per De Generi, ma è stratosferico ancora qui Di Fazio, rivediamo subito paratona di Gianluigi Di Fazio, il numero 1 scaligero sta tenendo a galla i suoi, ancora De Generi, ancora una deviazione, corner dalla parte opposta della nostra, anzi no, non c'è corner, è rimessa dal fondo, sembrava avesse segnalato il corner del direttore di gara, probabilmente aiutato dalla decisione del collega numero 1, qui ancora Stefani a rischiare, a sfiorare soltanto l'anticipo sul pallone diretto a Campanile. Un po' di rammarico per il 2 biancorosso, ancora un errore veronese, bravo Rosca a recuperare il pallone, Rosca lo tiene vivo per i suoi, lo scarica dietro anche per Bianchi, giro palla verso Bon, c'è il fallo intanto di Campanile
ecco perché il direttore di gara ha fischiato questo fallo proprio qui davanti alla nostra postazione. Non so se nelle immagini si è visto, ha qualcosa da recriminare mister Carlos Giorgio. Punizione battuta, la prima per il team Giorgione. In possesso 12-20, Bon, Stefani, ancora per Bon, Stefani prolunga per Rosca che ringrazia il compagno del tentativo che però non è preciso al 100%, e allora sarà laterale proprio davanti la propria panchina per Brian Menegazzo, il numero 6 del Verona, che deve però retrocedere di qualche metro stando a ciò che gli dice a gran voce il signor Amatucci di Milano. Stefani con Campanile, la lotta tra i due, laterale Verona, l'ultimo a toccare il 2 Padovano, ancora Menegazzo, lì vicino c'è Fantasia. Stefani va via, Stefani va via, si arrabbia qua Stefani per un fallo che non gli è stato fischiato. Questo è il labiale che abbiamo potuto leggere da qui. Laterale intanto ora per il Giorgione con Bon che batte veloce per De Generi, fermato da Fantasia che si prende il giallo. Per qualche istante ho pensato che il direttore stesse per estrarre anche cartellino rosso con quella fretta di tirare fuori il taccuino, invece era solo per annotare il giallo al capitano veronese. Terzo ammonito, secondo fallo sulla ripartenza. Qui era stato astuto, intelligente Bon a battere l'out veloce per De Generi, ha rischiato magari la ripetizione per un pallone in movimento, ma bene De Generi che poi ha cercato di superare la doppia marcatura avversaria. Punizione per il team con De Generi, lì vicino c'è Rosca, De Generi proprio per Rosca, lo scambio per De Generi che alza un pallone alto di 1 metro sopra la traversa della porta di Di Fazio, che recupera la sfera dietro gli stendardi biancorossi e può far ripartire il gioco con un rilancio comodo lì vicino a sé per Menegazzo. Un'imbucata che non va a buon fine, non trova alcun compagno, direttamente tra le mani di Bianchi che scarica a destra per Bon, movimento del pallone avanti però dalle parti di Di Fazio. Le due squadre ora faticano a giocare d'intelligenza. Il pallone che rinvia, un corner recuperato dal team Giorgione con il Verona che può risistemarsi in difesa. De Generi scudella dietro per Stefani che tocca per Rosca, la finta del numero 7 biancorosso, scarica dietro per Stefani, pronti intanto i cambi, palla lunga per De Generi che non riesce a trattenere il pallone in campo. Laterale già battuto per il Verona a 11 dal riposo finale. Esce Bianchi, si prende il pallone, lo fa ripartire subito per Bon con il rischio verso Rosca. Bon, la giocata per Bon, per Rosca, attenzione, De Generi, Justin De Generi! 10:48 il tris del numero 11 biancorosso, non ha trovato tanti gol quest'anno, ma questo può essere un gol importante, il quarto gol. Poi il cuore per Gianluca De Chiara, c'è dell'affetto, e allora io vi sto distante, non so Bastini come faccia a stare lì. Gianluca De Chiara qui con Bastini e Vecchione, un 3-1 importante, la partita comunque ancora lunghissima, ma lo voleva, lo ha inseguito e lo ha dedicato qui ai suoi compagni in tribuna. 3-1 team, 10:48, ha messo il +2 sulla freccia biancorossa Justin De Generi, che ora galvanizzato dal gol va subito a pressare alto sul tentativo di ripartenza Tozzi, palla che sfila le spalle di Di Fazio, chiama lo schema 1 il numero 1 veronese Gazzi. Stefani, l'anticipo di Stefani a giocare, perde il pallone sul recupero di Tozzi, bravissimo Stefani, attenzione, poi il tiro sbagliato di Bicaio che spreca l'occasione per riaprire la sfida. C'è però deviazione secondo il direttore di gara. Mi piacerebbe rivederlo, si può Andrea? No, non importa. Non so se era stata la deviazione, proteste di Leo Senna, Bianchi non capiva se doveva protestare o cosa, forse non si era reso conto che il tocco era proprio assegnato a lui, cosa che secondo Leo Senna non era
arrivato. È laterale per il team Giorgione, pronto a rientrare intanto anche Cacaro. Sì, è laterale, 10-19 da giocare. Capitan Tilal pronto a giocare dietro per Leossenna scarica verso Stefani, va via Stefani cercava la giocata per De Generi, c'è stato un tocco biancorosso, dunque ripartito veloce. Attenzione, Leossenna aveva aperto una mano molto galeotta, non ravvisata il direttore di gara, era una mano abbastanza aperta quella di Leossenna, che ha rischiato molto, quantomeno un giallo e il fallo. Intanto 10 alla fine con il Giorgione che recupera il pallone. Leossenna, giro palla, Cacaro, Leossenna cercava proprio Cacaro, il pallone recuperato dai veronesi in mezzo al campo con Dalla Valle che va via Tilal. Dalla Valle sul secondo palo per il tiro, respinto ancora un tiro respinto dalla difesa biancorossa, che rischia non poco, forse poi arriverà con un fallo cumulativo. Mi sembra che il direttore di gara avesse fatto segno di un vantaggio. Arriva in questo momento il fallo, anzi il cartellino giallo per Leossenna, quarto fallo team Giorgione, che ha rischiato prima anche, mi sembra, per una mano pazzesca. Protesta Leossenna in modo vivace, richiama il signor Amatucci di Milano, 19 il numero del cartellino giallo combinato al giocatore biancorosso. Aveva dato il vantaggio, diciamo che se l'ha rischiata prima con la mano Leossenna, questa volta il signor Amatucci non lo ha perdonato. 9:32 intanto ancora da giocare, quarto fallo team Giorgione, con Gazzi che lascia la battuta a Tozzi verso il secondo palo dove non c'è il tap-in sotto porta di Bicaio. Rivediamolo subito, pallone sotto le gambe di Cacaro che ha rischiato. Dal fondo la rimessa con Alessandro Bianchi. Senna, la giocata di fino per Cacaro, viene però recuperato da Tozzi. L'ultimo a toccare è Cacaro secondo il signor Ciriolo di Novara, dunque rimessa già battuta con la pressione del team Giorgione che si fa alta ed estenuante. Il pallone che sfila via con Perozzo che lo mette in fallo laterale. Bicaio ha fretta di battere il laterale, bene qui a toccare il pallone Leossenna, c'è la deviazione però l'ultimo a toccare è stato Gazzi, già battuto l'out con Tilal che ha spazio sul corso di destra di avanzare, fermato da Tozzi. Tilal si riprende il pallone, ancora rimessa laterale per i biancorossi con Tilal pronto a giocare per Leossenna che cambia lato verso Nicolò Perozzo. Cacaro in mezzo, non riceve il pallone, lo riceve in questo momento, spalle alla porta il numero 9 biancorosso, mette in mezzo un pallone smanacciato fuori area da Di Fazio. Riparte allora il contropiede con Bicaio Rodriguez che non arriva in tempo sul pallone e dunque Bianchi subito per Leossenna che calcia, aveva visto fuori dai pali Di Fazio, un mancino alto che però non trova lo specchio di porta. Dalla parte opposta Bicaio fermato senza fallo da Leossenna. Tozzi, il tiro, deviazione di Perozzo, voleva il giallo per simulazione mister Alemao. Questo insomma abbiamo visto da qui sotto. Ci sono state le proteste, però va detto le proteste solo del pubblico veronese, non ha protestato Bicaio che si era subito reso conto, il pallone per Tozzi, di non aver subito il fallo. Palla si distende, la rappiona in tuffo Bianchi che gioca subito per Senna scodella avanti per Cacaro, con la testa è costretto a mettere lontano Tozzi, un pallone che termina alle spalle della riga nera, corta difesa da Bianchi, dunque sarà l'estremo difensore biancorosso. Oggi ancora con Bastini ai box, la giocata per Tilal mette giù il pallone, era però uscito. Non protesta il capitano del Giorgione, dunque decisione giusta. Perozzo di testa mette fuori, pronto a rientrare Tilal. Gazzi della parte opposta per Menegazzo, recupera ancora Tilal che stava per uscire per far spazio ancora a De Generi. Pronto anche Stefani a recuperare il terreno di gioco. Laterale comunque in attacco con Gazzi.
la deviazione ancora di Simone Cacaro, questa volta sarà corner per la formazione di mister Carlos Giorgio, che in panchina, braccia conserte al petto, sta osservando la giocata dei suoi. Gazzi, Menegazzo sul spalo, bravo qui Bianchi, Gazzi, Perozzo si prende il pallone e commette il quinto fallo, un fallo ingenuo, quello commesso dal giovane Perozzo, che sorride. Attenzione, già battuto a velocità la punizione, Leo Senna mette in corner, chiede il time out a Leo Senna per far rifiatare anche i compagni di squadra. Questo mi sembra di aver visto dal labiale del 19 biancorosso. Palla per Gazzi, il tiro non viene toccato da nessuno, né da Stefani né da Fantasia. Rivediamo Fantasia che voleva domesticarlo con il tacco alle spalle del portiere, giovane portiere biancorosso dell'Under 19 del Giorgione. Leo Senna, lungo per De Generi sul secondo palo per Stefani, che non arriva al tapin vincente, deve correre alla De Generi con Gazzi in possesso palla, occasionissima per il poker, non deve commettere fallo però il team Giorgione. Al prossimo sarà tiro libero, si arrabbia Stefani, grande occasione per il 2 biancorosso con il servizio di De Generi che voleva fare l'unplane, gol assist, non è riuscito nella trasformazione per Stefani. Intanto proprio De Generi che recupera il pallone, che va a sbattere su Tozzi. De Generi esce bene di forza, Tilal per Leo Senna, De Generi, Justin De Generi, la locomotiva. Leo Senna mette l'assist al bacio per la corsa di Matteo De Generi, che fa doppietta come Leo Senna, e a 7:14 dalla fine mette dentro il gol del 4-1. Gli abbracci poi con tutta la panchina, con i dirigenti Thomas Bargagnoli e Lorenzo Spicci. Un gol di importanza, non dico vitale, ma poco ci manca per mettere il respiro tra sé il Verona. Ancora Tilal a recuperare il pallone contro Brecale, Tilal per De Generi, scatenato De Generi, Di Fazio mette in corner, adesso può giocare sul velluto il team Giorgione. Qualche problemino invece, attenzione il tiro di Leo Senna, improvviso dal limite, smanaccia alta Di Fazio, rivediamolo subito, si era liberato bene al limite dell'area, non precisa qui la difesa del Verona. Ancora team, palla per Tilal, la giocata per Stefani, il tiro di Fazio, ci mette una pezza, allora può uscire il Verona, ma recupera ancora il pallone Stefani lo tiene vivo per i suoi, c'era Leo Senna qui, Stefani poi lo regala a Fantasia, bravissimo Capitan Tilal, che può ripartire veloce dopo il recupero del pallone. Tilal elude l'intervento difensore avversario, Leo Senna tiene vivo Leo Senna, che giocata di Leo Senna, strepitoso Leo Senna. C'era stata anche una smanacciata avversaria, si è bevuto campo Gazzi e tutto quanto, ha trovato la deviazione di Fazio, ma è ancora un Giorgione in zona d'attacco. Palla per Stefani che scarica un destro potente e alto. 6:23, partita incanalata sui binari biancorossi, quella del team Giorgione, con Stefani che protegge il pallone, subisce il terzo fallo commesso dal capitano Riccardo Fantasia. Deve fare attenzione Giorgione, che ne ha già commessi 5, il prossimo sarà tiro libero. Tilal Ayub, la spinta di Menegazzo che si dovrebbe prendere, si prende il fallo, quarto fallo del Verone, lo rivediamo, volevano il giallo, un giallo che manca sul taccuino del direttore di gara. Qui Menegazzo non bellissimo, va detto, si era disinteressato del pallone, è andato direttamente sull'avversario. Quarto fallo, partita che speriamo non si incattivisca. Stefani, il tiro, Nicolas Stefani, la cinquina del team Giorgione, lo aveva cercato e sfiorato prima il 5-2 team Giorgione, il simbolo del team Giorgione, mentre c'è Carlos Giorgio che chiama il time out. 5-2 firmato da Nicola Stefani, una punizione sullo schema da parte del birraio
Nicolas Stefani, un pallone raso terra che si è infilato sull'angolo lontano e adesso, nonostante manchino ancora 6 minuti e 9 secondi, manca comunque un'eternità, il Giorgione sta mettendo sempre più al sicuro i tre punti oggi in palio. In diretta intanto alla Bell Botea Arena salutiamo anche l'amico Andrea da Ciupan, tifosissimo dei biancorossi. Grazie per il messaggino Andrea, un abbraccione, ci vediamo lunedì. Tornano in campo le squadre dopo il time out di sospensione chiesto da mister Carlos Giorgio. Vediamo se c'è anche la maglia del portiere di movimento. Sì, pronto mi sembra il numero 6 Menegazzo, che sistema la maglia grigia che fino a poco fa era sulle spalle con il numero 1 di Gianluigi Di Fazio. 6 minuti e 9 secondi da giocare. Ovviamente serve anche un quarto giocatore di movimento. Ecco che allora arriva Bicaio, ha avuto qualche occasione il giovane numero 5 veronese. Gazzi deve recuperare lo spazio nella propria metà campo. Questa è insomma la regola per ripartire nel gioco. Con l'uomo in più il Verona cerca di riaprirla quando mancano 360 secondi, 6 giri di lancette, manca un'eternità nel calcio 5, ma il vantaggio di 5-1 per il team Giorgione di mister Alemao è un vantaggio importante. Tozzi il tiro, l'asta piena di Tozzi, la porta è vuota, il pallone calciato dalla distanza mi sembra di Rosca, occasionissima Verona, ecco che lo rivediamo subito, un sinistro che non dava spazio a Bianchi. Poi Rosca da casa sua non ha trovato la giusta traiettoria, chiede un passo indietro Leosen, palla lunga per Bicaio, fermato proprio da Leosen che poi mette in corner, pressione era alta ovviamente perché era rimasto in campo Menegazzo tra i pali del Verona, però attenzione, recupera il pallone con Rosca che pennella il sesto gol della formazione della team Giorgione. 2 partite giocate qui alla Bell Botea Arena per Roberto Rosca che trova ancora un gol e va a prendersi il 10 da Bragagnolo e il 5 da Lorenzo Spicci, 5:34. E allora la mossa del periodo di movimento ha portato sia il gol ma di fattura biancorossa. Un Verona che resta dentro con Menegazzo a dar pressione, a cercare quel secondo gol per rendere meno amaro una sconfitta che si sta delineando in questo finale di sfida. Gazzi gioca dietro per Tozzi, Bicaio dalla valle sul pallone lontano, Tozzi il tiro, ancora la risposta di Bonna con il pallone che è raso terra, piano piano esce 1 metro a lato di uno dei 2 pali. Poi mister Alemao dice ai suoi di fermare il pressing, la pressione all'altezza della linea di metà campo per ora alzarla e non permettere all'uscita. Qui Senna con la testa in tuffo davanti alla propria panchina, un tuffo plastico quasi estivo quello di Leo Senna che ha voglia di andare al mare ma per ora deve soffrire in questi ultimi minuti di questa sfida. Gazzi il tiro potente, non c'è deviazione, ora Menegazzo uscirà dai pali, rientra Di Fazio, palla lunga per De Generi con Tozzi che se la riprende, addomesticata da Gazzi, poi ancora Gazzi servito da Tozzi, ritorna Menegazzo ma affretta ora il Verona con Gazzi che calcia la deviazione di Rosca in corner, resta lì in fase d'attacco la formazione di mister Carlos Giorgio. Bicaio, Gazzi, errore di Gazzi, palla altissima quella del numero 10 Scaligero, mentre è pronto a rientrare il capitan Tilal Ayoub con Leosen che ha giocato per Rosca che va subito a cambiare lato con il pallone trasversale per Bon che torna dietro verso Rosca, ancora Bon
all'altezza della linea di metà campo, giocano i due, però qui bravo Bon a servire Senna che poi voleva chiudere il triangolo per Rosca, recupera Tozzi, un possibile 3 contro 2 che diventa subito pareggiato perché recupera bene la difesa del Giorgione, bravissimo qui Bon ad evitare il tiro di Bicai e poi il tiro mancino sporco di Gazzi. C'è intanto cartellino giallo per Naim Mufaddal. Numero 3 del team Giorgione in panchina, ammonito. Pronto a ripartire Bianchi. Ancora 4 minuti e spiccioli da giocare. Mentre sotto pressione entrano gli spazi pubblicitari del Belbotea Arena. Rosca non tiene la sfera in campo, regala una rimessa laterale alla formazione avversaria, subito giocato dietro per Tozzi, giro palla verso Menegazzo, Tozzi nella propria metà campo, gira ora a destra per Gazzi che va dal 19 giallo-blu, il tiro, bravo Bianchi a distendere la gamba, mette in fallo laterale, resta comunque in zona d'attacco la formazione di mister Carlos Giorgio, mentre Gazzi esce per far spazio al giovane Alberto Donin, fratello di Enrico, giocatore che milita nel massimo campionato nazionale. Tozzi, Donin, ancora per Tozzi, pallone che arriva a Menegazzo, non preciso, Tozzi per Donin, Donin errore di trasmissione, riceve comunque il pallone dalla valle che è costretto a macinare metri per tenerlo vivo per i suoi. Menegazzo giocato ancora del numero 6, partita di movimento, apre bene per Donin, il tiro, bravo Bianchi a smanacciare lontano, poi arriva con un mancino a mezza altezza Menegazzo che ora rilascia spazio tra i pali, rivediamo intanto l'azione precedente quando mancano 3 minuti esatti con il Giorgione pronto ad esultare per la vittoria numero 10 di questo campionato, ne ha fin qui collezionate 9, un pari e 3 sconfitte nel cammino della formazione biancorossa che è stabile in seconda posizione e attende anche il risultato del big match delle 18 tra Futsal Marco Polo e Futsal Bissuola. Intanto rientrano forze fresche con Campanile, il pallone non arriva però alla 17, Bianchi, rilancio lungo con l'autorete di Tozzi che elude l'intervento di Bon e però mette alle spalle di Menegazzo. 7-1 dunque per il team Giorgione. Ormai possiamo, eccolo qua, il rinvio intelligente di Bianchi che aveva alzato lo sguardo visto Bon libero dalle parti dell'area avversaria. Dunque pronti per i titoli di coda di una sfida equilibrata, vibrante nel primo tempo, poi nella ripresa il team Giorgione ha preso, dopo aver preso le giuste distanze, ha preso il largo, ha macinato metri, chilometri, un buon gioco per prendersi i 3 punti in palio. Tilal intanto sulla deviazione di Tozzi, la rimessa laterale per la squadra scaligera con Tozzi pronto a fare ripartire il gioco per Donin, pronto a rientrare anche dalla valle in campo. Battute finali appunto di un match che rilancia sempre più in seconda posizione il Giorgione, un Giorgione che la settimana prossima farà tappa a Lignano in casa del New Team, già battuto nella gara di andata, non senza brividi quella sfida. E per il Verona invece sabato prossimo sfida casalinga con l'altra friulana, la formazione dell'Eagles Futsal Civedale. Intanto Tilal per Bon, bravo qui di Fazio ad uscire nei modi, nei tempi giusti, 1:47 da giocare per il Verona. Si avvicina invece la sconfitta numero 7 di questo campionato, una sconfitta in più rispetto al numero di vittorie, ferme a quota 6, seconda sconfitta
ha perso anche la scorsa settimana la formazione scaligera in casa contro la Tesina per 4-1. Prova comunque fino all'ultimo in giocare con i portieri in movimento mister Carlos Giorgio, rimettendo dentro Menegazzo, il pallone però non arriva a Menegazzo, con la testa Rosca cercava di servire Capitan Tilal, non ci riesce. Ancora poco meno di 90 secondi con il Verona in possesso che cerca di uscire dalla propria metà campo, rilancio lungo di Tozzi direttamente tra le mani di Bianchi, buona prova anche quest'oggi di Bianchi. Rosca, la porta si era liberata, Rosca all'ultimo ha visto, c'è stata però una deviazione avversaria. 1 minuto e 11, triplo 1, ancora da giocare con il Giorgione che ora farà trascorrere senza ansia i secondi che separano la formazione biancorossa dalla vittoria. Tilal dietro per Rosca, giro palla del Giorgione con Capitan Tilal, siamo nell'ultimo giro di lancette, meno di 50 secondi. Rosca lungo per Leossena direttamente dalle parti di Fazio che esce dalla propria area per rinviare lontano, il pallone che sfila ancora per Leossena si gira, Leossena, mancino che esce, voleva la tripletta anche quest'oggi, l'aveva già segnata 2 settimane fa nella vittoria proprio con il Cevedale. Qui ha rischiato il fallo Rosca, sarebbe arrivato il 6º fallo, dunque il tiro libero. 33 secondi, questa volta c'è il triplo 3 sulla tribuna. Tilal, lo scambio con Bon, Bon cercava ancora di chiudere il triangolo per Tilal, Bon fermato da Campanile, Leossena si riprende il pallone, la deviazione di Campanile che ha toccato Leossena sulla caviglia, si inginocchia Leossena, Campanile va a chiedere scusa. Grazie a Vincenzo, cercavo di far canestro anche quest'oggi con i fogli, tanto ormai insomma 17 secondi dalla fine, penso di averli imparati i nomi dei giocatori in campo di una sfida che regala altri 3 punti al Giorgione. 17 al gong, Donin per Tozzi, la sfortuna per il 19 anche di aver commesso un'autorete. Intanto Bon va a cercare spiegazione con Campanile. Non ho visto l'azione, c'è il replay, perché se inizia la scazzottata allora c'è bisogno anche dei fagioli borlotti alla Bud Spencer, Terence Hill, un bel fagiolo potente. 8 secondi alla fine con Tilal che scarica per Rosca. A 1 secondo alla fine arriva la sirena che regala 3 punti d'oro, mentre Bon cerca chiarimenti con Campanile, chiarimenti che non arrivano, ma ovviamente chi ha ragione, chi vince ha anche ragione. Non ho visto cosa sia successo, fatto sta che il team Giorgione si conferma vincente sul campo amico con un 7-1 importante alla Verona. Vittoria numero 10 per i biancorossi di mister Alemao che salgono a quota 31, consolidano il 2° posto. Squadre schierate in campo, tra poco il saluto finale con i direttori di gara che vanno a raccomandare tranquillità ai giocatori in campo. L'applauso ovviamente per chi è sceso in campo, compresi i direttori di gara, per la sfida giocata quest'oggi. Un Giorgione che mette appunto in sequenza un'altra vittoria, grande partita di Leossena, doppietta anche per De Generi. Si salutano i giocatori in campo. Il vostro test Stefano Testoni, grazie a Futsal Veneto TV per averci fornito immagini, replay e quant'altro. Appuntamento tra 2 settimane, mi pare il 7 febbraio, sempre qui alla Belbotea Arena per la sfida contro il team Jesolo. Buonanotte, viva il futsal!